canadese Calgary fuori dalla corsa per l'assegnazione dei giochi invernali. Ora è sfida a due tra Cortina, Milano e Stoccolma. Il governatore Zaia vietato abbassare la guardia, da Salvini spiraglio sul contributo del governo. La morte del piccolo Martino, 2 mesi, deceduto a Ponzano in braccio al papà scivolato sulle scale. Si attende l'autopsia, forse sabato, a Vasconi Funerali. Furto di bici a Conegliano, la Cycle Lab visitata ieri mattina per l'ennesima volta dai ladri. Il titolare sfoga la rabbia su Facebook: nonostante avessimo preso tutte le precauzioni non è bastato. 20enne denunciato per truffa aggravata, si era attrezzato di tutto punto per ricevere suggerimenti all'esame di teoria per la patente, ma è stato scoperto. Golena del Piave, dopo le scorse settimane sott'acqua sono ancora tantissime le case inabitabili ed il prefetto conferma: abbiamo temuto che il Piave rompesse l'argine tra Ponte e Zensonna. Montagna devastate, in appena una settimana ha raccolto quasi 1 milione di euro grazie alle donazioni nel conto corrente attivato dalla Regione il 5 novembre scorso. E la solidarietà caratterizzerà anche il Natale 2018 di Conegliano. A decorare la città tronchi degli alberi abbattuti dal vento in Val di Fiemme, ed in piazza Cima si potrà pattinare. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri TG. In primo piano le Olimpiadi invernali del 2026, perché fuori gioco anche la candidatura di Calgary. In Canada restano in corsa soltanto Cortina, Milano e Stoccolma. Il presidente Zaia invita a non abbassare la guardia e dal governo arriva anche uno spiraglio sui fondi. Sentiamo. Via un'altra concorrente, la città canadese di Calgary, ma non per questo bisogna abbassare la guardia, anzi. Il presidente del Veneto Luca Zaia accoglie con favore la volontà dei cittadini di Calgary che hanno detto no alla candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026. Il 56,4% dei votanti al referendum consultivo sulla corsa per aggiudicarsi i giochi ha bocciato l'idea e ora il Consiglio municipale, salvo sorprese, ratificherà la volontà della maggioranza con una revoca formale della candidatura. Restano in corsa Cortina, Milano e Stoccolma, e anche la capitale svedese deve fare i conti con malumori sul piano politico ed economico tra governo e autorità locali. Si perde il referendum a Calgary, che significa che dovrebbe uscire di scena anche Calgary. Restiamo in due, Stoccolma e Milano e Cortina. Noi abbiamo un'ottima candidatura, questo ormai ce lo riconoscono tutti a livello internazionale e la dedichiamo a tutti quelli che dicevano che scherzavamo. E però dico, noi dobbiamo andare avanti, lavorare pancia a terra come avessimo 1000 concorrenti, non solo uno che a questo punto resta a Stoccolma, sembra. Impegnarsi con ancora maggiore determinazione quindi in vista della prossima scadenza il 28 novembre a Tokyo, dove lo stesso Zaia, il sindaco di Milano Sala e il presidente del CONI Malagò voleranno per presentare la candidatura al CIO. Lavoriamo perché siamo i più forti. Saremo a fine mese a presentare la nostra candidatura a Tokyo a tutti i membri CIO, al congresso, e poi ancora fino all'arrivo finale di giugno, dove dovremo avere l'investitura. Io spero ci sia l'investitura per Milano Cortina. Candidatura che incassa anche l'impegno del governo per voce del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Se non bastano i fondi privati faremo noi l'ultimo sforzo, ha dichiarato, malgrado l'esecutivo abbia sempre sostenuto di non voler sborsare un euro. Ho visto il progetto, è uno di quelli a minore impatto economico della storia, anche perché moltissime infrastrutture già ci sono, ha detto Salvini. Un progetto talmente affascinante che i fondi privati sicuramente si troveranno, ma, ha concluso, se serve una mano le Olimpiadi alpine ti portano un ritorno d'immagine, di positività che vale la pena. Ed ora la morte del piccolo di 2 mesi di Ponzano, si attende l'autopsia, forse sabato i funerali a Vascon. Ha 48 ore di tempo il medico legale padovano Giovanni Cecchetto per eseguire l'autopsia sul corpicino del piccolo Martino Scatena, il bimbo di appena 2 mesi di Paderno di Ponzano, rimasto vittima di un incidente domestico sabato nella sua casa di via Roma. Il papà Diego, maresciallo in forza al nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Treviso, lo aveva in braccio mentre scendeva la scala, non si è accorto dell'ultimo gradino, si è sbilanciato e il piccolo ha sbattuto la testina contro lo stipite di una porta, un trauma cranico che si è poi rivelato fatale. La procura di Padova non ha iscritto il padre nel registro degli indagati, giudicando il fatto un tragico incidente senza colpe o negligenze da parte sua, ma per escludere anche eventuali errori o carenze a livello sanitario ha disposto l'autopsia. Il funerale del piccolo, che si svolgerà a Vascon di Carbonera, paese natale della mamma Sara Bortoluzzi, sarà fissato con tutta probabilità per sabato. Il nulla osta alla sepoltura dovrebbe essere rilasciato domani. A celebrare la cerimonia sarà il parroco di Ponzano, don Roberto Cavalli, poi il feretro sarà tumulato
accumulato nel piccolo cimitero accanto alla chiesa, l'ennesima prova per mamma e papà stremati dalla perdita più dolorosa di tutte. Parliamo ancora una volta di furti con il video che è stato postato su Facebook dal titolare del negozio di biciclette Cycle Lab di Conegliano, visitato ieri mattina per l'ennesima volta dai ladri. Ingente il bottino, una trentina di biciclette. La nostra sveglia di questa mattina ha scritto nel post: nonostante avessimo preso tutte le precauzioni necessarie, evidentemente non avevamo fatto abbastanza. Sono riusciti ad entrare direttamente nel magazzino interrato ed hanno portato via molte bici, tra quelle nuove appena acquistate e alcune di clienti che erano in manutenzione, continua il titolare. Purtroppo non ci sono parole, scrive, c'è solo tantissima amarezza per vedere vanificato in pochi secondi tutto il nostro lavoro, l'impegno e i sacrifici che facciamo quotidianamente. E da Conegliano a Riese, dove i carabinieri hanno denunciato a piede libero una 36enne romena che aveva rubato capi d'abbigliamento per 40 euro alla Liper, nulla di che se non fosse che a casa aveva una refurtiva per altri 1.000 euro. Ventenne denunciato per truffa aggravata, si era attrezzato di tutto punto per ricevere suggerimenti all'esame di teoria della patente, ma è stato smascherato. All'esame di teoria per la patente con il suggeritore, un ventenne di Treviso è finito nei guai perché il suo piano di farsi indicare le risposte esatte è stato ben presto smascherato dall'esaminatrice, che ieri mattina alle 9:30 ha chiesto alla polizia di intervenire nella sede della motorizzazione civile. Si è insospettita sentendo il ragazzo bisbigliare tra sé e sé, almeno così sembrava. In realtà stava dicendo ben altro a qualcuno collegato con lui via Bluetooth. Gli dava indicazione tipo abbassati che non vedo, inquadra meglio, risposta giusta, risposta sbagliata. Fatto uscire dall'aula, addosso agli agenti delle volanti gli hanno trovato una telecamera attaccata alla pelle con il nastro adesivo e un'antenna collegata alla rete con il Bluetooth. Ai poliziotti ha consegnato anche una scatoletta con LED e SIM card. Il ventenne è stato denunciato per truffa aggravata in concorso, mentre si indaga per risalire anche al suo suggeritore. Ed ora l'ondata di maltempo che ha colpito anche la nostra provincia. La situazione delle famiglie che vivono nella golena del Piave è ancora precaria. Dopo l'inondazione sono ancora tante le case inabitabili con centinaia di persone sfollate. E il prefetto di Treviso conferma: in quei giorni abbiamo davvero temuto che il Piave rompesse l'argine tra Ponte di Piave e Zensò. Abbiamo temuto a un certo punto che il Piave non tenesse non solo ovviamente le aree golenali, che di per sé sono destinate proprio ad accogliere l'acqua in eccesso, ma proprio che non tenessero gli argini verso Ponte di Piave. Ancora una volta il Piave ha confermato la sua leggenda, che da sempre lo racconta tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre di ogni anno, impetuoso e inarrestabile nel suo dilagare sulla piana trevigiana, se i suoi argini non vengono costantemente verificati e soprattutto manutenzionati. Interventi e controlli che troppo spesso si tendono a dimenticare e che invece dovrebbero essere obbligatori. Del resto basta verificare qual è ancora, a distanza di quasi 15 giorni, la situazione di quanti abitano in Golena. Le famiglie che hanno avuto le case allagate, oggettivamente, a parte il danno già immediato di suppelletti, di mobili e quant'altro, ma ovviamente perché possono essere riabitate in condizioni insomma anche di salubrità, passeranno dei mesi, perché veramente in alcuni casi l'acqua ha raggiunto anche forse il secondo piano. Una sorta peraltro scelta delle famiglie che, pur rimanendo sfollate per mesi, non si vogliono staccare dal loro Piave. Un piccolo esercito che difficilmente tornerà a casa per fine anno. Non sono tantissime situazioni, però sicuramente centinaia di persone che nel complesso sono state interessate, lambite da questa cosa. Ed intanto la Regione fa il bilancio del conto corrente attivato per la solidarietà, lo mandiamo in onda quotidianamente anche noi nel corso dei nostri telegiornali. Ebbene, è stato di quasi 1 milione di euro la donazione appunto finora effettuata dai cittadini sul conto della Regione del Veneto. Nel frattempo fa anche discutere, commuove il gesto, la donazione del bimbo
bimbo Achille di Mira che con i suoi 5 euro appunto ha voluto contribuire alla ricostruzione della montagna che tanto ama. Ne ha parlato anche il governatore Zaia dicendo che ci sono tanti altri piccoli Achille e poi ha confermato li porteremo tutti a Rocca Pietore. Sentiamo. Sta commuovendo il Veneto il gesto del piccolo Achille che a 9 anni ha mandato da Mira i suoi 5 euro in una lettera indirizzata al sindaco di Rocca Pietore come contributo per poter rivedere gli alberi sulle montagne. Anche per il presidente del Veneto questo gesto merita un premio, magari l'incontro del bambino con il primo cittadino del paese simbolo della devastazione nel Bellunese. Bisognerà farlo incontrare col sindaco di Rocca Pietore. Ma sì, ma penso che avverrà questo incontro, ne ho parlato con Andrea De Bernardin, mi ha fatto aver subito la lettera del piccolo e dei 5 euro e questa lettera nella quale lui dice mi piacerebbe fare il forestale. Beh, direi che è un bel segnale, no? Ma è un bel segnale anche di molti che versano, ci sono tanti bambini a dire il vero che mandano disegni, versano piccole cifre. Beh, Achille li rappresenta tutti, magari poi li metteremo tutti assieme sti bimbi. Tanti piccoli Achille dunque, ma anche tanti adulti, famiglie, imprese e l'immagine di un Veneto che vuole sostenere concretamente con quello che ha la sua montagna. Grazie intanto a tutti per le prime donazioni. Pensate che i veneti hanno donato nel conto corrente della regione quasi 1 milione di euro, 8.500 versamenti più o meno, per una media di oltre 100 euro da versamento. Grazie a tutti, a chi ha versato 1 euro, a chi ne ha versati 10.000, grazie a tutti. Continuate a farlo, sosteneteci. Sostegno nella certezza garantita dalla Regione, dal suo governatore, che quanto versato finirà tutto in sostegno alle località colpite. Sostegno Veneto e sostegno dallo Stato. È di ieri sera il Consiglio dei Ministri che ha varato una prima tranche di denaro pubblico. C'è stata una prima erogazione di 50 milioni, dei quali noi abbiamo avuto 15 milioni, ce ne sarà un'altra di 200 milioni in settimana, dai quali dovremo avere una buona cifra, ma ce ne aspettiamo ancora tanti, visto e considerato che il danno è di circa 1 miliardo di euro. È una grande sfida, mai nessuno si è trovato a dover recuperare 100.000 ettari di bosco. È un terremoto con le case in piedi. 100.000 ettari di bosco è una novità assoluta anche nel campo delle catastrofi e del recupero di questi danni. Spostiamoci ora a Treviso, in comune di Treviso, perché dovrebbe entrare in vigore a breve l'ordinanza per il decoro urbano. Il sindaco Mario Conte, senza togliere le panchine, ripristina regole di gentiliniana memoria. Sentiamo. Decoro in città. È questo lo slogan deciso dal sindaco Mario Conte, soprattutto in vista del periodo natalizio, dove cittadini ma anche tanti turisti intensificheranno le loro presenze tra le vie e i negozi del centro storico. E in linea con questo obiettivo sarebbe già pronta l'ordinanza che vieta alle persone di stendersi sulle panchine o sulle gradinate. Ordinanza che in parte ripristina quella firmata già nel 1994 da Giancarlo Gentilini e cancellata 20 anni dopo dall'appena eletto Giovanni Manildo. Insomma, corsi e ricorsi storici, anche se l'attuale primo cittadino Mario Conte sottolinea che non se la prende con le panchine eliminandole del tutto, come invece aveva fatto a suo tempo Gentilini guadagnandosi il titolo di sceriffo di Treviso. Non c'è l'intenzione di togliere le panchine, c'è semplicemente l'intenzione di chiedere maggiore educazione e rispetto per gli ambienti pubblici. Quindi cerchiamo di dare degli strumenti in mano alla nostra Polizia Municipale per poter agire qualora ci siano degli atteggiamenti che non rispettano soprattutto i trevigiani. Non ci si potrà stendere su panchine o gradini, ma comunque ci si potrà sedere mantenendo un certo decoro. E questo vale anche per la Loggia dei Cavalieri e soprattutto per i giovani che lì, su iniziativa dell'ex assessore Manfio della precedente giunta, potevano esprimersi sull'onda dell'iniziativa intitolata Ragazzi Incredibili. La Loggia dei Cavalieri, chi la vuole vivere la può vivere serenamente, con educazione, però senza sporcare e senza imbrattarla. L'idea del sindaco è di fondere la creatività giovanile con tutta una serie di eventi che occupino pacificamente la loggia. Abbiamo praticamente definito la programmazione degli eventi culturali all'interno della loggia, l'obiettivo è quello di dare continuità a questa operazione, anche perché la loggia merita di essere un punto di cultura, un punto di ritrovo dei cittadini. Per quanto riguarda le scritte, sarebbe bello che venisse anche dai ragazzi una proposta. L'importante è che tutte quelle scritte che a volte riguardano anche l'amore non finiscano nei nostri monumenti oppure in quei luoghi che sono tutelati anche come patrimonio storico e culturale.
Ed il sindaco di Treviso, Conte, ieri sera era ospite a 20:10 ed ha anticipato molti interventi per la città, tra questi anche l'idea di togliere la corsia del bus in Viale della Repubblica, sperimentata dalla giunta precedente, e poi l'avvio alla circolazione del 60% di bus elettrici in centro entro Natale. È stata voluta dalla precedente amministrazione questa sperimentazione di circa 200 metri di corsia riservata agli autobus, sperimentazione che al momento sta creando più disagi che vantaggi, quindi siamo francamente orientati al ritorno al passato, cioè togliere quella corsia per lasciare la viabilità come era prima. Mi scuso anche con i cittadini, però a volte le sperimentazioni sono necessarie perché quella corsia consente comunque di risparmiare qualche minuto agli autobus. Siamo riusciti a stanziare nella variazione di bilancio ben 200.000 euro per la sostituzione delle caldaie più inquinanti. È un grandissimo risultato, anzi un risultato straordinario, basti pensare che negli ultimi 5 anni sono stati stanziati 150.000 euro. Noi in un anno solo riusciremo a metterne 200 perché vogliamo che la nostra città sia meno inquinata. Già dal mese di dicembre partiremo con il primo stralcio dei bus elettrici, un grande risultato ottenuto attraverso un grande lavoro che il vice sindaco De Checchi, insieme sempre all'assessore Manera e all'azienda MOM, sta portando avanti. Riusciremo a togliere già il 60% dei bus tradizionali in centro storico, sostituendoli con i bus elettrici, quindi delle intere linee verranno sostituite, portando degli evidenti vantaggi per coloro che frequentano il centro sia a piedi che in bus, quindi una grande svolta e sarà solo il primo stralcio. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, linea alla regia, restate con noi. Eccoci nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei TG di Antenna 3. Andiamo ora a Montebelluna, dove la stazione dei treni, recentemente nel mirino dei vandali, è ancora al centro delle polemiche per lo stato di degrado in cui versa tra infiniti rimpalli di competenze. Le condizioni della stazione dei treni di Montebelluna, recentemente preda dei vandali, non smettono di indignare. La poca illuminazione in una parte del piazzale riservato alle corriere, la sporcizia e il degrado fanno arrabbiare i numerosi cittadini che si recano nel luogo per prendere un treno o una corriera. A interpellarci per denunciarne le problematiche è il presidente del comitato di quartiere Guarda, Fabio Garofalo. Questi portarifiuti sono stati installati da anni, ma non ne sono stati mai messi i sacchetti per conferire rifiuto. Abbiamo segnalato la cosa a Contarina, ma ci ha detto di sentire MOM, e MOM ci ha detto di sentire Contarina. Questa parte di piazzale la sera è completamente al buio. È una parte importante perché comunque è di passaggio per gli utenti che arrivano dalla strada sottostante. Abbiamo chiamato l'ufficio illuminazione pubblica del comune e ci ha detto ma il piazzale è di MOM. MOM ha detto ma dobbiamo verificare se è della ferrovia. Approfittando del buio, a poche centinaia di metri senza tetto bivaccano indisturbati. Come possiamo vedere qua ci sono delle brandine, c'è un via vai abbastanza continuo di persone qua in fondo e questo è un po' il biglietto da visita di chi arriva in stazione col treno. Dietro alla fermata dell'autobus un pozzetto è aperto da molti anni, qualcuno non vedendolo potrebbe farsi del male. Questo era lo scarico dei bagni dell'autostazione. Rimasto aperto? Rimasto aperto da penso ormai 15 anni. Il sottopasso utilizzato da molti viaggiatori ha una rampa per i disabili che avrebbe bisogno di un assistente. Qua c'è una piattaforma per le sedie a rotelle, non funziona da anni. Nella parte est della stazione vi sono i parcheggi anche per i disabili? Esatto, come si può vedere ci sono abbastanza parcheggi per i disabili. Il problema è che un disabile parcheggia la macchina qui, ma non può poi accedere ai binari, perché come abbiamo visto l'ascensore non va. Anche se lo fossero rimane comunque un mistero come un disabile possa raggiungere il binario, visto che per accedere alla pensilina non è presente nessun ausilio. L'amara considerazione del presidente del quartiere è che spesso i problemi non vengono risolti per una questione di rimpalli di competenze fra amministrazione comunale, MOM e Ferrovie dello Stato. Sì, il problema è capire chi deve fare cosa. Noi come comitato civico e come cittadini di Montebelluna chiediamo
di sapere a chi dobbiamo segnalare le cose per quest'area. Ed ora la riforma delle banche di credito cooperativo, secondo la CGIL, farà diventare i piccoli istituti di credito locale simili a finanziarie. Bocciata anche dalla CGIL, il settore banche e assicurazioni del sindacato di sinistra ritiene che la riforma del credito cooperativo porti le banche locali a diventare inutilmente globali. Il rischio di immaginare anche per le banche di credito cooperativo una finanziarizzazione di quelle che sono le situazioni del credito cooperativo è evidente, e le banche che sono banche di territorio rischiano di avere, anziché una attività funzionale a quella che è il territorio stesso e che era stata fino in passato da sempre gestita così, soggiacere a quello che sono le dinamiche e le esigenze del mercato. La riforma porta le responsabilità, soprattutto per quelli che sono gli affidamenti più grossi, a centri di governo del rischio che non sono certamente più a livello locale, per cui tecnicamente sì, il rischio di dover decidere di scelte sul territorio, che scelte sul territorio possono essere fatte in altri ambiti. Banche lontane, secondo la CGIL, uno spiraglio sembra venire da 2 emendamenti Lega 5 Stelle al progetto di legge che rimetterebbero in discussione l'essenza della riforma. Le banche di credito cooperativo possano, qualora avessero determinate caratteristiche, non siano più obbligate a entrare nei gruppi. Questo di fatto minerebbe alle fondamenta quella che è la vecchia tipologia di riforma, perché mentre prima le BCC erano obbligate a partecipare ai gruppi bancari, a mente di questa richiesta, di questi emendamenti, potrebbero le banche evitare di coinvolgere a nozze nei gruppi. Dal lato dipendenti il contratto lavoratori delle BCC è scaduto da 5 anni, che per alcune realtà sono stati molto difficili, con contratti di solidarietà e ricorsi al fondo esuberi. Riforma delle banche e anche del contratto, dice la CGIL. Era pensato il contratto per banche di credito cooperativo che avevano un dimensionamento a volte di comprensorio, di pochi comuni, oggi invece si soggiace a un gruppo che spiega i suoi effetti a livello nazionale, per cui dobbiamo aggiornare anche le fonti contrattuali. Sono stati consegnati oggi ai reparti di oncologia degli ospedali di Vittorio Veneto ed Oderzo 6 caschetti refrigeranti contro la caduta dei capelli per le donne sottoposte a chemioterapia. Sono stati acquistati grazie alla gara di solidarietà di oltre 100 parrucchiere trevigiane. Il rasare una cliente tante volte porta un'emozione triste. E lì mi ha scatenato una forza che ho detto beh, partiamo. Tutto è cominciato così e da allora l'iniziativa di un gruppo di parrucchiere trevigiane per l'acquisto dei caschetti refrigeranti contro la caduta dei capelli delle donne in chemioterapia è cresciuta fino a coinvolgere un centinaio di saloni. È diventata grande l'iniziativa, abbiamo raccolto soldi che non credevo così tanti e con grande sorpresa tutti sensibili a questa iniziativa, probabilmente perché un po' tutti abbiamo qualcuno vicino che gli capita questa disavventura. Una gara di solidarietà che si è concretizzata con l'acquisto di 6 caschetti, ora consegnati, 4 all'oncologia dell'ospedale di Vittorio Veneto, 2 a quella di Oderzo. Io devo ringraziare veramente Stefani e il gruppo di parrucchiere che hanno fatto questa raccolta, perché hanno donato una cosa importantissima e per l'ULSS è un dono veramente sostanziale. Ci dà la possibilità di fare un cambiamento nella presa in carico complessiva della persona malata di tumore. Garante del progetto la LILT di Treviso. Un tempo fare la chemioterapia significava fare un percorso di sofferenza col vomito e su questo adesso abbiamo molti farmaci che aiutano a non avere questo fastidioso sintomo del vomito, ma adesso c'è l'opportunità anche di non perdere i capelli e quindi vogliamo sfruttare anche questa opportunità per tutte le donne che hanno la sventura di fare un percorso di cura chemioterapica. Non perdere i capelli per una donna che si trova già ad affrontare la difficile battaglia contro il tumore è sicuramente un modo per aiutarla a mantenere la propria femminilità e ad affrontare le cure e la vita di ogni giorno con meno sofferenza. Testimonial per aver provato in prima persona la malattia un'infermiera che ha supportato le parrucchiere nell'iniziativa di solidarietà. Non perdere i capelli comunque significa alzarsi al mattino che anche se non stai benissimo, anche se ti vedi cambiare, perché è inevitabile comunque in 6 mesi di chemio,
avere dei cambiamenti, purtroppo per colpa dei chemioterapici e dei farmaci, avere la forza appunto di sistemarsi, di dire no, devo indossare il sorriso, trucco e sorriso, i capelli li ho, forza, andiamo avanti. Presentato oggi il Natale di Conegliano, in piazza Cima arriva la pista di pattinaggio, ma la vera novità è quella di un Natale all'insegna della solidarietà. Da via Carducci a via 20 settembre, passando per la scalinata degli Alpini, piazza Cima e poi coinvolgendo anche Corte delle Rose, via Garibaldi, il Parco Mozart. Cresce il Natale a Conegliano che dall'8 dicembre al 2 gennaio vedrà il cuore della città del Cima pulsare di iniziative per grandi e piccini. Confermata la ruota panoramica, grande novità la pista di pattinaggio sul ghiaccio, ma l'atmosfera natalizia del Natale 2018 sarà soprattutto all'insegna della solidarietà. Solidarietà nei confronti delle popolazioni delle Dolomiti devastate dal maltempo. E abbiamo pensato che fosse non solo inutile ma anche un brutto esempio tagliare altri alberi per metterli a decorare il centro. Abbiamo pensato che è giusto che la gente veda i tronchi che arrivano da quei boschi e ogni volta che festeggeremo il Natale passeggiando per la nostra meravigliosa città potremo comunque essere sensibilizzati, tutti lo saranno, vedendo i tronchi e pensando a tutte quelle persone che mentre noi festeggiamo stanno ancora lavorando. Gli alberelli di Natale che decoravano il centro come il grande abete in piazza saranno sostituiti da tronchi ricavati dagli alberi abbattuti dal vento in Val di Fiemme, ma la solidarietà riguarderà anche i bimbi ricoverati in pediatria all'ospedale di Conegliano grazie alla vendita delle tazze con il logo del Natale. Un mese di iniziative che, grazie anche al coinvolgimento di oltre 200 commercianti, mirano a fare di Conegliano la città del Natale. Abbiamo cercato di, più che allargare il Natale, di unire il centro città, quindi coinvolgendo anche la gradinata degli Alpini, via 20 settembre, per portarlo in piazza Cima con la novità di quest'anno che è la pista di pattinaggio sotto le stelle. Ed è tutto per questa edizione, tra pochissimo torna 20:10, ospite di Ferdinando Avarino, l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccin. È tutto dunque, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Asciutto sulle nostre regioni, ma sarà una giornata piuttosto grigia. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto al mattino nubi basse con locali foschie sulle pianure occidentali in rapido dissolvimento col passare delle ore. Nel pomeriggio situazione praticamente immutata ma con qualche schiarita soleggiata in più. Temperature minime tra 7 e 10 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 11 e 15 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Sarà una giornata piuttosto grigia anche sulla nostra regione, il tempo sarà stabile, tuttavia il cielo risulterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto al mattino, dal pomeriggio invece sarà maggiormente presente il sole. Temperature minime tra 7 e 8 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 13 e 15 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, nubi basse e locali foschie o nebbie specie sulle vallate del Trentino, al mattino più soleggiato invece altrove. Dal pomeriggio più sole un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime tra 5 e 11 gradi, valori massimi compresi invece tra 14 e 16 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.